Vieni Anthony, vieni, che ti porto al centro della televisione, che tu non conosci proprio la televisione, tu non sai manco creare la televisione. No. Vieni. Devi salire su questo bene. scannetiello, tutto trasparente. Questo è il centro della televisione. Come stai? Quindi è quadrata la televisione? È quadrata, per te è quadrata e per molti che saliranno qua sopra la televisione è quadrata. Vi spiego un attimo la storia di quest'albero di Natale che voi vedete non addobbato, perché tutti gli artisti che verranno qui ci aiuteranno ad addobbarlo, per cui questo sarà un albero di Natale puzzle, chi ci metta palline, chi ci mette a stella, chi ci mette il festone, i festoni, insomma, tutta una serie di cose, io adesso non mi ricordo come si chiamano. Io a te ti do la neve finta, questa è la neve finta, non addosso a me. No, un poco, no? E questo ti do. Ok, iniziamo a spruzzare la neve, in effetti. Ecco, cominciamo a spruzzare la neve, intanto tu mi dici, te lo ricordi quando hai fatto il primo albero di Natale? Ma 8-9 anni, dai. Da solo o con mamma e papà? No, con l'aiuto dei miei genitori, logicamente. Tu c'hai anche una sorella, giusto? Sì. Senti, e quando hai smesso di credere a Babbo Natale? Ma all'età di 10 anni. Com'era Babbo Natale secondo te nella tua testa? Era sempre dolce, dice, ma questo Babbo Natale mi porta sempre regalo. Non c'è un anno che dici, no, ne hai fatto bravo. E che ti portava Babbo Natale? Vabbè, i giochini da piccolo, macchine telecomandate. Io la verità, il mio primo Babbo Natale è stato un microfono, ma può essere una sviolinata, ma è la realtà. Un microfono? Con un amplificatore piccolino. Vero? Vero. E tu che facesti? Cioè, come si metteva? Cioè, come si Perché all'età di 10 anni mio padre era un produttore di un artista che adesso non canta più. Allora io avevo la passione, andavo sempre con papà. Papà vedeva che a me piaceva cantare. E ti comprò la oggi capite che era papà, all'epoca era Babbo Natale. Ah, certo, pensare a tuo padre come Babbo Natale è un po' difficile, devo dire la verità. La mettiamo anche dall'altra parte, anche la neve, dietro, perché bene, altrimenti allora. poi vengono gli altri e dicono ma che ha fatto Anthony? Un albero a metà? Ecco, mettila bene. Attenzione. Non addosso a me, grazie. Bene. Guarda che effetto che fa. Sì, puoi passare anche davanti l'albero, anche, guarda. Questa sai che è una delle cose che in assoluto mi è sempre piaciuta di più. Dammi una mano, tu, aiutami. Tant'è che il mio albero era solo neve, perché non gestiva spazio. Aiutami allora. No, devi farlo tu, lo stai facendo benissimo. Senti, ma potendo parlare adesso con Babbo Natale, no? Sì. Allora, dammi la neve, perché Sì. tu fai Hawaii. Allora, adesso devi mettere questa. Sì. Tu immagini questa che cos'è? Non è una sciarpa. No, ti prego, la devi mettere. Tra l'altro lascia brillantini dappertutto. Non Tra fa poco niente. sembro Nancy. No, dico, Nancy è tutta brillantata e se lo può pure permettere. Vabbè, dai. Ecco, Però aiutami. No, lo devi fare tu, perché sennò altrimenti non ha senso, lo devi fare tu. Ecco qua. Ma che stiamo mettendo? Ma io non so bravo. Ma lo dobbiamo sistemare meglio. Senti, potendo parlare adesso con Babbo Natale, cosa chiederesti tu a Babbo Natale adesso? Ma solo un anno fortunato. Per te? Per tutti. No, per te, mi interessa per te. Non mi dire la pace nel mondo, ti prego, non mi dite la pace nel mondo. No, lo dico. Quella è una cosa diciamo, che dicono tutti. Ma tu che vorresti? Il successo? I soldi? I soldi tutti li voglio. I soldi tutti. Ma non ci sono. Non ci sono. Se mi dici dove stanno vado io. Sì, metti senza bene, che mi scusami, riporti. vuoi mettere bene? Le ha fa Anthony, tu l'albero ho le ha capito. fa. Ecco, bene. Senti, dove lo aspettavi Babbo Natale quando eri piccolo? In verità? A letto. A letto? Poi mi alzavo di notte verso le 2:30, 3 e dicevo, ma mamma mi sei venuto su Babbo Natale. E poi... E lo trovavi? Già? Sì. Ecco, sistemiamo davanti. Ancora? Sì, un po' Va meglio, bene. grazie. No, perché altrimenti... veramente hai fatto una cosa da schifo. Ma non sono bravo. Gli altri che verranno dopo di te avranno problemi. Tu capito? dici? E che penseranno che ha fatto E io ho fatto un giro, niente di particolare. Anzi, sì, un po' più qua ci vogliono le donne, secondo me. Ecco, qua devo aspettare le donne per la farlo fantasia proprio. che hanno le donne, penso, non ce l'abbiamo noi. Ecco. Va bene? Sì. Ecco. Dammi un po' di neve. Dimmi a chi non faresti mai gli auguri di Natale? A chi non li faresti mai? No, penso a tutti. È la verità, perché non... No, non lo so, a tutti? A tutti? Non c'è un cantante... È come saluti, penso che salute si dice a Napoli ci saluta l'Angela. Quindi non c'è un cantante al quale non faresti gli auguri di Natale? No.
Bene. Secondo C'è te... qualcuno che ne deve fare anche molti di più. Molti di più? Sì. Secondo te hai fatto un buon lavoro? Non lo so, io non sono bravo, Ettore, purtroppo. Vabbè, insomma, hai messo... Guarda, O fare qualche modifica? No, aggiusta un attimo almeno dietro. Non voglio fare brutta figura con gli altri, capito? Perché avranno poi dei problemi. Bene. Va bene? Adesso attenzione perché stiamo... In televisione non si canta più dal vivo, soprattutto a Napoli, e invece Sì. qua si canta dal vivo... Anche per togliermi da dosso una nomea terribile. Maglioncino è proprio, diciamo... È il Babbo Natale. È il Babbo Natale. Ecco, tu ti metti qua, io passo davanti al pianoforte anche per togliermi da dosso una nomea bruttissima che io non faccio cantare i cantanti napoletani, che non mi piacciono i cantanti napoletani, invece a me i cantanti napoletani mi piacciono assai. L'importante è che sappiano la musica cantare. napoletana, grazie a tanti maestri, è in tutto il mondo, quindi È in voglio tutto dire... il mondo. Ti volevo presentare un mio amico, famoso però, e tu devi sapere che in ogni casa a Natale ci vorrebbe un pianista. E allora io ho la fortuna di avere Franco Artesi. Ciao, buonasera. Ciao Ettore. Vedi? Ciao Ecco, Anthony. lui è proprio il pianista. Il pianista. Mi raccontava prima di far cantare Anthony, che a Natale la famiglia, Natale è la famiglia, ok? Sì. E Natale è soprattutto mamma, e soprattutto papà. Mamma e papà, sì. E poi quando mamma e papà non ci sono più, come dire, Natale Non diventa... è più il Natale. Non è più il Natale di quando avevi Degli 16 anni anni, precedenti, ecco, di cioè. quando avevi 15 anni. E a mamma, durante il periodo natalizio, sono sempre collegate delle canzoni che ti fanno pensare alla mamma, no? Delle cose che mamma cantava, canticchiava a Natale. Per esempio, Franco, Sì. mamma a casa. Mamma cantava, piaceva molto una canzone che, da premettere che in casa siamo due fratelli e una sorella che cantiamo, esercitiamo questo lavoro, siamo in tre, però ci sono i fratelli di papà che sono attori, che già stanno da tanti anni nell'ambiente artistico, e mamma piaceva tantissimo una canzone, A Cartolini Napoli. Però mi fai emozionare, Ettore, facendo queste cose mi fai emozionare perché mi ricorda i bei Natali che abbiamo vissuto a casa con mamma, papà, Senti, tutta la mia famiglia, belli. papà invece... Papà era quello là che seppure facevo sul pianoforte così io, ero pianista in Napoli. Lello cantava una nota, mio fratello era il miglior cantante. Sono le mamme così, no? No, papà invece era papà. Eravate i numeri uno. Papà per papà. Pensa che il primo CD che abbiamo fatto noi, c'era la canzone che abbiamo cantato insieme a Gigi e ad Alessio Guagliò, e passavano, ti ricordi, per i famosi rioni, la macchina quella là con le cassette? Sì. E suonava la nostra canzone. E papà? Erano le 8 del mattino. Papà mi venne a svegliare perché papà non cantava, perché aveva un problema, era balbuziente. Sì. Venne vicino, Guagliò, che papà? Ha fatto successo, perché la canzone passava per... Senti, che canticchiava papà o cosa piaceva? Papà piaceva Carmela, Carmela. Cioè? Oh, e questo è Natale. Bene, allora dicevo, a Napoli non si canta molto più dal vivo in televisione ed è veramente un peccato, e invece con questi speciali che sono dedicati al mondo di Natale torniamo a farlo. Ed Anthony ha scelto una canzone meravigliosa del maestro Pino Mauro. Grande. Un pezzo internazionale. Io ho sempre pensato che questa canzone tradotta in americano, per esempio, in inglese, roba varia, Ce la fai sentire tu magari? No, non lo conosco, però potrebbe L'hanno cantarla. fatta, L'hanno fatta? Sì, l'ha Anche fatta il maestro Pino Mauro Sì, con assolutamente sì, però una dico cantante. anche Céline Dion la potrebbe cantare perché ha un'aria internazionale bellissima. Noi ascoltiamo la versione originale, canta Anthony e la canzone si chiama Non t'ha già perdere. Perché la musica è di tutti, è assolutamente di tutti, ed Anthony è di tutti, è stato bravissimo. E sai che cosa dico sempre di te io? Che se qualcuno per esempio a Berlino mi chiedesse mi fai ascoltare un cantante napoletano che mi permetta di sentire l'odore del mare, anche le puzze di Napoli, che mi faccia vedere un bel vascio nonostante io sia a Berlino, beh io gli farei ascoltare un disco tuo, perché secondo me sei uno dei cantanti, no? Sì, Più legati sì. al territorio, però mo non te vantà, mo non diamo un ta.
Non l'ho mai fatto e mai lo farò.